34 anni, viene da Salemi, anche lei in cerca dell'uomo ideale. Ciao Elisa. Ciao. Allora Elisa, tu sei di Salemi, giusto? Sì, sì. E vai in cerca dell'uomo ideale. Sì. Sì. Allora, intanto chiariamo subito, tu sei separata, giusto? Sì, sì. Da quanto tempo? Separata, da circa 6 mesi, ho 3 figli. Che stanno con te? Sì, sì, stanno con me. Uno è maggiorenne, insomma l'altro ha 16 anni e il più piccolino ha 10 anni. E purtroppo capita nella vita che Certo. giustamente non si va più d'accordo e forse sarà bene così che una si... Certo. A che genere di uomo siamo interessati, Elisa? E vabbè, il mio tipico ideale di uomo deve essere dinamico, che sa bene quello che vuole, deve essere... Deve essere alto, perché tu sei abbastanza alto. Sì, sì. Sei 1,80 quasi, giusto? Quasi circa. Quindi... Cioè, cos'è che vai guardando in un uomo? La prima cosa che ti affascina? Giustamente l'aspetto fisico, insomma, quello è chiaro che fa. Certo. E poi mi deve stupire, deve essere una persona che sa quello che vuole nella vita, non deve prendere in giro perché non ha bisogno di questi tipi di uomini. Certo. Quindi... Anche perché tu già provieni da un'esperienza negativa, Esatto. e quindi vai cercando la storia seria, vai cercando insomma un uomo che ti possa accompagnare per il resto della tua vita, Sì. e soprattutto far compagnia anche ai tuoi figli, perché i tuoi figli stanno con te, nonostante... un po' di te, Elisa. Beh, io sono un tipo solare, come vedete, cioè amo la vita, odio stare da sola. Certo. Quindi già quasi vi ho detto tutto. Sono delle particolarità che contano per me. Quindi cioè, no. Certo. Dimmi, la cosa che adori in un uomo? Quello che adoro in un uomo che sia molto, molto dinamico, Sì. Insomma un uomo corretto, Sì. un uomo che sa bene quello che vuole, come Certo. ho detto poc'anzi, Che si comporti un uomo bene che con si te, comporti sia bene con me, anche con i tuoi figli. anche con i miei figli, Certo. sì, certo, chiaro, perché se rispettano me devono rispettare anche. Certo. Poi desidero che questo uomo sia di una certa classe, Certo. insomma che sa vivere anche le improvvisate, che mi faccia vivere anche delle improvvisate, perché insomma, come ripeto, la vita è bella e quindi bisogna anche viverla. Lo preferisci dalla tua città oppure da qualunque parte va bene? Da qualsiasi parte va bene. Certo. Parliamo dell'età di quest'uomo, tu hai 34 anni. Sì. Che genere di uomo? Partiamo dall'età, l'età base. L'età base, cioè come potrebbe diciamo contare, come non potrebbe contare. Sì. Perché è importante che c'ha quelle qualità che ti ho detto io. Certo. Poi l'età, insomma, Cioè, poi va bene si se vedrà, partiamo però da, non so, l'uomo da a una me base. piace maturo. Sì. Partiamo da una base di 35, va bene per te? Sì. Per andare a finire a un massimo di? Di 50 massimo. 5. Quindi dai 35 ai 50. Sì, esatto. Logicamente dovrebbe lavorare, sì. Dovrebbe avere una posizione. Come no? Sì, Certo. sì, Non dovrebbe far mancare nulla. È chiaro. Hai preferenze per i bruni, biondi, non so? No, biondi non piacciono. Biondi non ti piacciono? No. Vabbè, continuiamo. Sì. Qualcosa che vai guardando in un uomo, che vorresti magari che questo tuo corteggiatore avesse? È quello che dovrebbe avere. Dovrebbe avere innanzitutto che sia anche bello, Beh. Quindi l'aspetto fisico è importante. è importante, sì. Che sia ben curato. Certo. Che parli bene magari. Parli bene, che si sa comportare, insomma. Un certo grado di cultura. Un certo grado di cultura. Sì.
bene così. Parliamo un po' dei tuoi hobby. Quali sono i tuoi hobby? Cosa ti piace fare? I miei hobby: mi sono iscritta a scuola di ballo, quindi a me piace ballare, mi piace cantare, mi piace andare al mare, mi piace fare delle passeggiate, mi piace correre, mi piace improvvisare un po' la vita. Sei un tipo solare. Mi piace fare, sì, quello che gli altri non fanno. Sì. Insomma. Vabbè, parlaci invece dei tuoi lati negativi. I lati negativi, che non mi facciano arrabbiare. Quindi ti devono mantenere calma. Ti devono mantenere calma, sì. Devono mantenere calma perché non è che mi arrabbio facilmente, però se vedo qualche cosa che non va, certo, è chiaro che vado su nel pallone. Va bene, tu lavori? Attualmente no, però. Sei casalinga? Sono casalinga. Pensi per i tuoi figli? Sì, in cerca di lavoro, in cerca di occupazione. Certo. So fare insomma la mamma bene, diciamo. Certo. So fare la casalinga. Ti occupi praticamente a 360 gradi dei tuoi figli. Dei miei figli, sì. Mi sembra la cosa più giusta. I tuoi figli come hanno preso questa tua scelta di cercare l'uomo ideale? E beh, loro vedono che io mi sento sola, ovviamente non possono colmare quel vuoto che io sento. Certo. Sono abbastanza realmente condividono, sì, non possono. Ma è bello trovare dei figli, insomma, che ti comprendano e che capiscono anche le tue necessità, già è una fortuna abbastanza grande. Per cui devo farti anche i complimenti, perché sotto questo lato proprio hai avuto una fortuna di trovare dei figli appunto che ti capiscono e ti vengono incontro anche dandoti coraggio e sostenendoti, dico bene? Sì, dici benissimo. Dimmi Elisa, il tuo sogno nel cassetto qual è? Beh, il mio sogno nel cassetto è insomma quello di fare le cose che non ho fatto mai. Cioè, tu sai che vengo da una brutta esperienza, quindi certe cose insomma ti toccano. Certo, ti feriscono, magari lasciano dei segni indelebili. Esatto. E quindi. Però nonostante questo non hai perso la fiducia. No, diciamo di no, anzi insomma mi piace vivere e fare vivere agli altri il mio sogno. Il mio sogno, che spero che si avveri al più presto perché sono giovane e quindi non mi voglio buttare giù assolutissimamente, voglio andare avanti perché la vita continua, la vita è bella e quindi tutto quello che mi si presenta nella vita di bello che ben venga, perché. Dimmi Elisa, come mai ti sei decisa di venire nella nostra trasmissione? Beh, perché insomma, guardando un po' la televisione ho riscontrato che ci sono delle cose positive, che è un bel programma e quindi bello organizzato innanzitutto, e poi vedo che insomma che delle persone si sono realizzate grazie a questo programma. Spero di farcelo anch'io. Amici telespettatori che ci state guardando, state conoscendo Elisa, 34 anni di Salemi. Elisa è interessata ad uomini che partano dai 35 e arrivino massimo ai 50 anni. Non importa la provenienza, l'importante insomma che Elisa trovi quell'uomo ideale che la possa affascinare e possa crearsi insieme a lei un futuro. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare personalmente non possono fare altro o chiamare la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione o collegarvi al nostro sito www.stranoamurisiciliano.it. Allora Elisa, in questo momento ci sono quei corteggiatori dai 35 ai 50 che stanno decidendo se presentarsi oppure no. Vuoi dare loro un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Sì, bene, a tutti voi che mi avete guardato, se vi avrò ispirato un po' di simpatia, un po' di fiducia, insomma chiamate, basta così.
Perfetto, bel messaggio. Per cui, amici telespettatori, chiamate Elisa, 34 anni, di Salemi. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Elisa. Ciao ciao.